I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e della stazione di Caltabellotta hanno sottoposto a fermo d'indizio di delitto un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Villabate in provincia di Palermo, ritenuto responsabile dell'omicidio di un suo connazionale di 29 anni avvenuto nella tarda serata di sabato sera in una tendopoli stagionale in via Triocola a Caltabellotta. In esito alle prime immediate indagini, il delitto sarebbe scaturito da una lite per futili motivi tra il 34enne e il 29enne ucciso, entrambi irregolari, sul territorio nazionale e domiciliati nella tendopoli in occasione della raccolta delle olive. Il 34enne avrebbe aggredito la vittima con un bastone, colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo, fino a causarne la morte. Successivamente il 29enne veniva trasportato presso la Guardia Medica di Caltabellotta da alcuni suoi connazionali, dove veniva dichiarato deceduto. L'attività investigativa avviata dai carabinieri, diretta dalla Procura di Sciacca, ha permesso, tramite l'acquisizione delle testimonianze delle persone che avevano accompagnato la vittima alla Guardia Medica, di acquisire rilevanti elementi che hanno consentito di individuare e rintracciare il 34enne che è stato bloccato e condotto in caserma. Il fermato, ultimate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Sciacca in attesa dell'udienza di convalida. Parallelamente alle suddette indagini, i carabinieri della compagnia di Sciacca, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, hanno eseguito una serie di controlli all'interno della tendopoli di via Triocola. Nel corso della suddetta attività sono stati identificati 9 cittadini extracomunitari, tutti irregolari sul territorio nazionale. Per 8 di loro, poiché impegnate come testimoni in procedimenti giudiziari, la posizione è in fase di valutazione, mentre per l'ultimo si è provveduto all'accompagnamento presso la questura di Agrigento per effettuare le pratiche relative all'espulsione dal territorio italiano.